Casadei, amici bellini, altro video di mercato fondamentale, importantissimo, obbligatorio, perché finalmente capite, no? Che dovevano servire gli Under 21 e secondo me, lo dico subito, questa è la scelta migliore. Cominciamo. Che sì, casa, non casa, lo stesso Fazzini che è molto tecnico, però Casadei è un colpo da Napoli che ricordo io. Benvenuto Salvatore Caruso e benvenuti a tutti i nuovi iscritti e qualcuno che si affaccia sul canale adesso, curioso su Casadei. Benvenuto, io sono Valerio Fluido, mi diverto assai a parlare del Napoli e chiedo alla mia community un like che mi ringalluzzisce, che mi fa svegliare al mattino. Quanti bei like, è tutto a posto. Allora, Casadei, spostiamoci un attimo, ci sposteremo varie volte, qua fanpage, giusto un recap di quella che è stata la sua carriera, perché Casadei non è quello del liscio, anche se ci sono varie cose musicali, collegamenti musicali, ma ci arriveremo. Gli amici sul gruppo Telegram sono impazziti. Allora, al di là di questa stronzata, la cosa in comune con Messi e Maradona, vabbè, pallone d'oro nei mondiali Under 20, insomma questo era un predestinatissimo, un ragazzino che faceva mirabili e che rispetto ai suoi coetanei era ingiocabile. Partiamo da questo presupposto qua, un po' in piccolo ma un po' più grande quello che è stato Popovic nella sua età. Casadei ha 3 anni più di Popovic, ma è ancora un 2003, quindi è perfetto. Inter, Chelsea e Leicester. Ha iniziato col Cervia, poi Cesena, quando il club fallisce passa all'Inter, viene aggregato anche in prima squadra, ma non esordisce mai. Conte lo osserva, lo vede da vicino, poi lo segue dal vivo anche Simone Inzaghi, ma nell'inverno del 2022 il Chelsea piazza il colpo, fa un'offerta eccezionale nerazzurri che sono costretti e incassano 15 più 5, ricordiamoci questo 15 perché potrebbe essere quello che il Napoli dovrà pagare, è clausola se non sbaglio i 15 milioni, il Napoli può magari tentare di rosicchiare qualcosina, ma vedi. Anno di apprendistato, poi va a giocare in prestito con il Reading, altro club londinese, in Championship, una quindicina di partite prima di passare in prestito all'Leicester, che risale rapidamente con Maresca in panchina, ma a metà stagione Casadei se ne va, il Chelsea se lo riprende, gioca 11 partite ma non ha il posto fisso, in estate ritrova Maresca che non gli concede spazio, nessuna presenza in campionato, 6 presenze però tra Conference e Coppa di Lega, ora è di nuovo sul mercato. Mondiale Under 20 mostruoso con l'Italia. Casadei, che attaccante non è, ma è un centrocampista con spiccate caratteristiche offensive e ci arriveremo. 7 gol in 7 partite, è mica male. Miglior giocatore della manifestazione, vince il premio pallone d'oro del mondiale. Riconoscimento vinto da Maradona e Messi. Non ce ne fosse proprio. La trattativa, il Torino si era mosso. Infatti il Torino, leggo tifosi del Torino che sono molto arrabbiati con Cairo, ma tant'è, il Napoli si è inserito e è pronto a formulare un'offerta. I Blues pretendono il pagamento della clausola che ammonta a 15 milioni. Ruolo ideale, doti offensive, giocato alle spalle dell'unica punta, quindi può fare il trequartista se il Napoli decide di fare questo 4-2-3-1 ogni tanto. Casadei dovesse paragonarsi al giocatore bis della Serie A attuale, potrebbe essere abbinato a Scott McTominay. Vedete che in questa ricostruzione ci siamo. Io, se vi devo fare un look like, cioè a chi somiglia Casadei dagli highlights che possiamo vedere, Casa Massima, Alto Belli, lo turco spedisce bordini e stocchetti. Questo significa cambialetti. È sempre difficile, però per citare uno che conosciamo bene, la sparo grossa, molto grossa, Milinkovic-Savic, nel senso di un centrocampista che può fare la mezzala offensiva, che ha
fisicità, perché questo ragazzo è già 1,91, 1,92, insomma è bello grosso, non disdegna i cambi di gioco, dei lanci, quindi tra le sue caratteristiche ha il passaggio corto e lungo, ma anche un grande colpo di testa. Quindi io mi sono immaginato, insomma, il centrocampista che ha queste caratteristiche, un po' di sfondamento, e ho pensato a Milinkovic-Savic. Ce ne saranno tantissimi altri che magari corrispondono alle caratteristiche di Casadei, ma partiamo da questo presupposto qua, spostandoci da quest'altra parte, perché poi i videogiochi alla fine non mentono, cioè non hanno, molto spesso le caratteristiche sono quelle reali, e ovviamente un orchestratore, vedete il ruolo del centrocampista, insomma, che può stare, è una specie di box to box in questo gioco, ma quello che ho visto negli highlights è proprio nel ruolo di McTominay, proprio la mezzala sinistra o destra, che però va. Ovviamente, essendo un ragazzino, parte da 72, ma guardate i livelli di progressione, 50 punti da allocare, quindi io me lo compro, nel frattempo io me lo compro, here we go, Casadei alla squadra mia, ok? Molto simile anche come, perché dobbiamo aumentare queste caratteristiche. Vedete che di base abbiamo caratteristiche principali: la potenza di calcio, il contatto fisico, cioè fisicamente è tosto, stamina, cioè l'energia durante tutta la partita, resiste, si può fare tutta la partita senza stancarsi, aggressività, controllo di palla, possesso di palla nello stretto, passaggio corto, passo e anche passaggio lofted, cioè quello lungo che va in profondità. È un esperto della palla lunga. Come skills ha il colpo di testa, il finale acrobatico, il finishing acrobatico sono per esempio, che ne so, una rovesciata, un tiro al volo e un passaggio pesato, fatto bene. Ora però, visto che ho tutti i giocatori da 90, pezzi da 90, lo devo far crescere a sto ragazzo, perché non è possibile vederlo in fondo sotto Lorenzo Lucca, che è un bug su questo gioco. Iscrivetevi a Fluidzot perché mi sto divertendo. Livello di training, andiamo in auto select perché non mi posso mettere a perdere tempo, quindi lo performo e Casadei diventa, il potenziale diventa un 88 e mica è poco. Lo porterei anche in panchina, è difficile piazzarlo, i giocatori in un buon stato di forma al posto di Bruno Fernandes. Vabbè, poi magari ci gioco dopo. Difficile ipotizzare il numero di maglia perché le ha usate tutte negli ultimi tempi, insomma il 31 ha usato la 7 con Leicester, ma Neres non si tocca, la 20 un po' Zielinski, la 8 che è occupata, voglio dire, la 10 non si tocca, 46 che è Valentino Rossi, insomma 42, 8, 15, 8, 7, 8, 16, 17, 18, 39, 16, 19, insomma tutti i numeri così. Se gli è piaciuta nel frattempo la 31 potrebbe confermarla, perché nessuno in questo momento, chissà che numero ha preso Scuffet, ditemelo voi nei commenti. E andiamo a vedere anche la hitmap, sottolineando, vedete l'altezza 6.1 che siamo sugli 1,91 e 1,92, 21 anni. Piede destro, queste sono le caratteristiche. Io lo metto in comparazione con Fazzini velocemente e noto che rispetto a Fazzini, e mi sembra anche banale dirlo, ha più fase difensiva perché fisicamente è più grosso e quindi se va a contrasto ti può dare più fare e i giocatori contiani ci siamo là, no? Li vuole che hanno un impatto fisico. Forse Fazzini ci porta un pochino più di creatività, un po' più di dribbling, di tecnica spicciola. Però a me un giocatore che è così giovane già ha fatto tutte queste esperienze all'estero, a me convince tanto, che cresci mentalmente, vuoi o non vuoi, cresci. Ti confronti con grandi campioni, devi imparare la lingua, devi confrontarti senza avere l'aiuto di nessuno. Guardate che non è credetemi, non è facile. Ecco la hitmap, dove vediamo proprio il centrocampista totale che dà una mano in difesa, che si butta in avanti. Non ha giocato molto, quindi queste percentuali, queste statistiche non sono molto importanti, insomma lasciano il tempo che trovano. Però una media di passaggi precisi del 92% non è male non è proprio male.
3.2 palle recuperate per partita, mica male. Il dribbling non è forse la sua caratteristica migliore, però si impone nei duelli aerei. Insomma, signori, questo è un colpo Napoli, il colpo in prospettiva, il colpo di un giocatore che ha potenziale innegabile e che ti può esplodere in casa. Rispetto, per esempio, se mi dite a Danilo, tutti sti giocatori un pochino più in là con l'età, qualcuno ti può servire, perché sicuramente Conte vuole l'esperienza, l'affidabilità, specialmente perché parliamo di panchinari e quindi ci sta volere affidabilità. Però questo colpo qui è un po' più pesante, un po' più di peso specifico secondo me di un Rafa Marin, perché lui l'ha dimostrato già di avere delle potenzialità enormi. Poi bisogna stare attenti agli infortuni, bisogna stare attenti alla discontinuità, ovviamente non avendo avuto tante occasioni di essere titolare inamovibile, e non lo avrà nemmeno nel Napoli. Chiariamoci che McTominay e chissà non si toccano, ma nel momento in cui vuoi aggiungere un pochino di minutaggio ai panchinari per necessità o per scelta, secondo me questo qui non è male, e già mi dà più una sensazione di futuribilità, mentre gli altri nomi che erano stati fatti, il Napoli deve svecchiare l'età media e siamo troppo vecchi, e quindi questo acquisto, se si fa, è veramente il benvenuto. Ricordiamoci che quando vi parlo di infortuni, Casadei è stato protagonista di varie voci, di visite mediche non passate, si parlava di quel menisco, di problemi muscolari che danno fastidio, quindi sotto questo punto di vista può essere un rischio. Il Napoli non lo prende se non le passa le visite mediche, non credo proprio, e quindi sarà un rischio calcolato. Dovete tenere presente, per gli scettici che dicono ma è un giovane, che si servono i giocatori pronti, le liste. Quindi se il Napoli sa, ovviamente il Napoli lo sa, non lo sanno gli operatori di mercato. A proposito, il video di ieri vedo che è stato visto da molti operatori di mercato, grazie a tutti quelli che in privato me l'hanno fatto notare, che finalmente tutto è chiaro. Il Napoli non può, allora l'unica cosa che può fare prima che escano magari i vari Ngong, giocatori che occupano un posto nella lista e che però non fanno parte dei piani di Conte, prima che escano questi qua, l'unica cosa che può fare il Napoli è prendere gli under che te li puoi portare. E tra gli under che ci sono in giro, a parte quelli là incredibili, Cole Palmer, ecco, non ti puoi prendere Cole Palmer, però ti puoi prendere un Casadei. E tra quelli che ci sono, evidentemente è una scelta che secondo me può pagare. D'altra parte parliamo della panchina. Vi abbraccio e vi bacio. Vi faccio una partita con Casadei in campo, vediamo, sto perdendo tutte le partite, quindi magari non la posto, però tutto può essere, nel calcio come nella vita tutto può essere. Se voi lasciate i like, dai, ci stiamo avvicinando alla partita, tra l'altro, noi pensiamo che tipo pensate che è agosto, che stiamo parlando solo di calciomercato. No, c'è la partita, quindi state in campana e cliccate pure sulla campanella. Casadei!